Andrea Cirino, parliamo dei disservizi che lei stamattina ha riscontrato all'ospedale di Contrada Consolida sulla vaccinazione agli studenti. Guardi, l'ospedale San Giovanni di Dio è inadeguato per la vaccinazione dei bambini dai 5 a 11 anni. Io mi ci sono recato ieri alle 14 e già non facevano più vaccini. Stamattina ci sono stata alle 8 con mia nipote di 11 anni. Davanti a noi c'erano già 100 bambini che aspettavano di essere vaccinati. Nessuno diceva niente, nessuno sapeva niente e oggi ne vaccinano soltanto 20, stamattina vaccinano soltanto 20. La cosa più grave qual è? Io sono sceso in amministrazione, quando mi sono presentato dall'impiegato mi ha detto chi l'ha fatto entrare preoccupandosi del coronavirus. Io ho risposto che doveva preoccuparsi delle 300 persone, dei bambini che erano al secondo piano della scala C ammassati, quindi l'assembramento. La responsabile mi ha detto ma perché lei non si è prenotato? Quindi una vergogna, l'ospedale San Giovanni di Dio è inadeguato per fare questo servizio. C'erano altre persone che si lamentavano che non hanno potuto effettuare il vaccino? Ma tutti quelli che eravamo presenti, io sono un nonno, ero con mia nipote, lei pensi i genitori che non vanno oggi a lavorare, che hanno preso un permesso per andare a lavorare e sentirsi dire che non potevano essere vaccinati perché ne facevano soltanto 20, ma la cosa grave non è questa, la cosa grave era l'assembramento, quindi 300 persone, più di 300 persone in un piccolo corridoio, quindi una cosa veramente vergognosa. Quindi cosa consiglia lei di fare? Io consiglio di fare, di organizzarsi non all'interno dell'ospedale, ma fuori o quantomeno andare nelle scuole e vaccinare i bambini nelle scuole, organizzandosi in questa maniera. Non è possibile, questo è un disservizio alla città, alla gente, ma oltre al disservizio c'è il pericolo e la preoccupazione che vengono contagiati dal coronavirus.